cultura, patrimonio culturale e istruzione pubblica. Questa sera avremo il piacere di parlare con lui di sanità pubblica, per adesso quantomeno, e sperando di riuscire a salvarla. Lascio la parola a Devita, grazie mille. Allora, oggi pensando proprio alla salute pubblica abbiamo il piacere di avere qui anche i rappresentanti dei vari titoli di legge, perché ho paura di sbagliare, il segretario generale dello CGIL di Verona, Adriano Felice, il segretario Will Pensionati, poi sulle sigle magari correggetemi se sbaglio, Meggiolaro, e Viviana Fraccaroli, segretaria generale FNP CISL Verona. Perché è particolarmente importante? Perché dati alla mano è stata fatta un'analisi che deriva appunto non solo da oggi ma da tutto un lavoro di ricerca che comunque li vede collaborare, e che quello che può essere a volte il caos di un dibattito politico sui numeri in realtà come dire, è la parte forse più interessata da questa fragilità del sistema sanitario, rappresentando appunto gli anziani e i pensionati. Quindi io ti ringrazio per il lavoro che hanno già fatto, vi anticipo, però ancora di più per la possibilità oggi di questo confronto, e chiederei a loro di iniziare in modo che poi con il senatore Crisanti si possa fare un po' il quadro, ma partendo dal conoscere qual è lo stato di fatto della salute del nostro sistema sanitario, intanto veneto e veronese. Viviana, vuoi? Vabbè, Non lo so, poi sull'ordine non lo... Rompo il ghiaccio. Intanto buonasera. Permettetemi di dire che sono contenta negli ultimi 15-20 giorni perché non ho mai sentito parlare così tanto di sanità come in questo periodo, e penso che le elezioni ci stanno proprio a pennello in questo giudizio. Sono contenta ma anche avvilita. L'altro giorno in coda, solita coda a Verona, mi trovo un autobus davanti dove c'era una campagna pubblicitaria di una persona che vorrebbe andare alla regionale e diceva: aiutami a cambiare la sanità in Veneto. Bello, bellissimo, bellissimo messaggio, solo che chi lo diceva era del partito che da 30 anni ci sta governando in Veneto, quindi mi sono anche sentita presa in giro. Anche perché io penso che la salute degli anziani non sia né di destra né di sinistra, non abbia colore politico, ma si tratta solo di rispetto e di aiutare la persona. Quindi a qualunque politico che si appresta un domani, dopo il 24, a ricoprire le funzioni di dirigente sanitario, di amministratore della sanità in Veneto, noi faremo delle proposte precise, porteremo avanti gli interessi dei nostri pensionati e bisogna insomma aiutare le persone che sono in difficoltà, non solo parole e slogan, e ricordarsi solo quando c'è la campagna politica di mezzo, perché la sanità comunque è un diritto di tutti, sia di destra che di sinistra. Fatto questo, volevo solo darvi alcuni dati. In Verona provincia ci sono 5.500 persone ricoverate presso gli istituti RSA e case di riposo. Oltre a questi sono 1.700 le domande di persone che cercano di entrare in casa di riposo perché in condizioni di bisogno. Però sono quasi 60.000 le persone non autosufficienti a Verona. Di questi 54.500 vivono più o meno nel proprio domicilio e sono assistiti da parenti, il cosiddetto caregiver, che sono gli assistenti familiari, che sono spesso appunto parenti, moglie, madre, figli e anche delle badanti. Un numero esatto di queste persone che fanno questo lavoro, perché sinceramente è un lavoro, non ci è dato saperlo perché non è disponibile, mai nessuno ha fatto una ricerca precisa e i dati sono anche un po' nascosti.
Queste figure non sono formalizzate in nessun contesto, cioè non ricevono contributi, anzi adesso veramente c'è stato a livello regionale c'è stato un contributo che però solo 328.000 che hanno percepito un aiuto dalla regione, ma pochissimo perché è durato neanche un anno e dopo è finito il tutto. Quindi la maggior parte degli anziani non autosufficienti sono dentro nel proprio ambiente domestico, non ricevono l'assistenza necessaria. Per assisterli appunto ci sono normalmente il 74% sono assistiti da donne, sono nuore, figli eccetera, che interrompono il lavoro e quindi quando dopo alcuni anni si ritrovano ad andare in pensione hanno dei buchi pensionistici contributivi e si ritrovano anche con una pensione al limite della sussistenza. Questo perché un progetto vero, serio e attuabile sul caregiver non è mai stato fatto e presentato, e questa è nostra ferma intenzione di portarlo avanti, perché oltre a essere riconosciuti magari con contributi figurativi dovranno avere anche la formazione necessaria per accogliere le persone, perché non è sempre facile sapere come ci si comporta con una malata in casa, e di conseguenza però in questo campo dovrebbe centrare anche il servizio domiciliare, però il servizio domiciliare è a macchina da farlo, non c'è, o se c'è è minimo, tipo non so 24 ore annue per un'assistenza così, la prima assistenza diretta, cosa servono 24 ore? E dopo oltretutto c'è anche il contributo del familiare che deve interagire con questa spesa qua. Quindi noi si chiede, al di là dell'entrata in casa di riposo con le rete spaventose, che anche qua siano calmierate in base a ISA eccetera, di dare una mano anche alle persone che fanno questo lavoro e che assistono i propri familiari domicilio. Quindi questa è una cosa veramente che noi abbiamo il desiderio di portare avanti. E per far questo noi chiediamo l'impegno serio e costante di chi appunto prenderà in mano la salute nella nostra regione, e anche all'opposizione noi facciamo affidamento, perché comunque rimanendo insieme probabilmente riusciremo a fare qualcosa in più. Questa è la situazione del servizio domiciliare del caregiver a Verona. Grazie davvero Viviana, che ci fa sapere un po' della vita domestica delle famiglie interessate. Adriano, ti darei parola per un quadro. Come è stato detto prima, noi ci troviamo a un incontro di un partito che con dei candidati vorrebbe entrare in consiglio regionale e possibilmente vincere le elezioni in Veneto. Noi abbiamo avuto 15 anni di governo Zaia, lui ha tentato di fare anche il quarto mandato, aveva avuto un ventennio secondo il punto di vista, nel senso che era così convinto di vincere le elezioni, ha fatto di tutto fino all'ultimo minuto per arrivare al quarto mandato e governare questa regione come l'ha governata in 15 anni. Quindi questi 15 anni noi abbiamo avuto delle relazioni sindacali tumultuose, siamo stati poco ascoltati, siamo stati emarginati, rispetto a diverse questioni emergenziali, e dopo dirò, come ha detto anche la mia collega della CISL, non siamo stati ascoltati e ci siamo trovati molte volte rispetto alle questioni che noi ponevamo al fatto compiuto, fatti compiuti assolutamente irrilevanti rispetto ai temi che noi poniamo da moltissimi anni. E quali sono i temi sui quali, se non fosse drammatico per le persone che noi rappresentiamo, sarebbe quasi ironico? Che sui temi sui quali la Regione Veneto poteva esercitare della sua autonomia e poteva mettere in campo delle riforme regionali che potevano, per quanto in maniera limitata, ma andare incontro alle persone non autosufficienti, sui 4 temi sulla non autosufficienza la Regione Veneto non ha mai deciso. E contrariamente a quello che hanno fatto altre regioni, Emilia Romagna, Toscana,
Lazio. Io partirei dalla prima. A ogni piè sospinto, durante ogni campagna elettorale, alla fine e all'inizio, la Regione Veneto ha sempre promesso la riforma delle case di riposo, che è un'integrazione territoriale, la dico in maniera semplice, della casa di riposo non è soltanto un luogo dove alla fine tu parcheggi la persona non autosufficiente nel suo ultimo momento di vita, perché dopo è questo, se tu entri in una casa di riposo con una scheda SVAM con un punteggio di 90 punti, ricoveri delle persone che sono quasi totalmente non autosufficienti. E quindi le case di riposo come si sono trasformate in questi anni? Si sono trasformate in piccoli ospedali che nel Veneto sono isolati e non hanno nessuna relazione socio-sanitaria nel territorio, anche per andare incontro a quella che è l'assistenza domiciliare. Allora, perché la Regione Veneto, rispetto a tutte le altre regioni del Veneto dove sono state fatte le riforme delle case di riposo, non hanno mai fatto? E per cui questa è la prima questione che noi poniamo rispetto alle emergenze che vivono le famiglie. I numeri sono quelli. L'INPS la settimana scorsa nel suo bilancio sociale ha fatto una fotografia a Verona dove ci sono 35.000 persone con l'accompagnatorio o pensione di invalidità, quindi quasi 26.000 con l'accompagnatoria e quasi 8.000 con la pensione di invalidità. Siamo di fronte a 35.000 persone che hanno un'invalidità con accompagnatoria. Poi ci sono tutte le altre persone che hanno un'invalidità senza accompagnatoria. Quindi se noi badiamo soltanto a questi 35.000 e vediamo che ci sono 5.500 posti letto nelle case di riposo, ci sono 2.400 posti letto coperti dall'impegnativa regionale, e c'è una lista d'attesa di quasi 2.000 famiglie che devono entrare in casa di riposo, e quelle famiglie che hanno ricoverato il proprio caro in casa di riposo senza l'impegnativa regionale pagano mediamente 3.000 euro al mese. Le famiglie che sono ricoverate con l'impegnativa pagano mediamente dai 2.000 ai 2.100 al mese. In una situazione in cui la casa di riposo è una casa di riposo di fine vita, per cui la Regione Veneto e Zaia in questi 15 anni porta il peso di aver fatto una cosa che poteva fare nella tanto sbandierata autonomia, no, e che non ha mai fatto. La seconda questione, caregiver, hanno bisogno di un sostegno economico, di uno sostegno psicologico, di un sostegno di conciliazione di vita-lavoro. Altre regioni in Italia hanno legiferato sui caregiver e la nostra regione non ha mai legiferato sui caregiver. E non si capisce perché non è mai intervenuta su questa questione. La terza questione è la questione relativa all'assistenza domiciliare. In Veneto la SAD e l'ADI sono due strumenti che permettono il sostegno familiare a casa per impedire alle persone per favorire diciamo, il fatto che una persona non autosufficienza rimanga il più lungo periodo nella casa propria, no? Rispetto al fatto di non essere ricoverata. Questo sistema tocca il 5,8% dei non autosufficienti in tutto il Veneto, cioè una percentuale irrisoria, e anche lì la Regione Veneto nella sua autonomia poteva intervenire in termini legislativi per rafforzare questa cosa e non l'ha mai fatta. La quarta questione è la questione fiscale. E la Regione Veneto, ne hanno parlato in molti, applica l'aliquota regionale addizionale IRPEF all'1,29%, no? Altre regioni, nella necessità di dover dare un sostegno aggiuntivo alla non autosufficienza, hanno elevato quella addizionale regionale fino a portarla anche a 3 e qualcosa rispetto alla normativa nazionale per raccogliere risorse. Si parla di 900 milioni di euro rispetto a un'applicazione un po'
più elevata. Questo non è mai stato fatto. Non è mai stato fatto il fatto che altre regioni hanno i voucher fiscali rispetto alle spese fiscali che affrontano sulla non autosufficienza. Non si capisce perché il Lazio, perché l'Emilia Romagna, perché la Lombardia, perché la Toscana è intervenuta su questi temi e la Regione Veneto non l'ha mai fatto. E gli altri 4 temi sui quali noi ci siamo misurati in questi anni, abbiamo fatto le ricerche, ma noi queste cose le viviamo nelle nostre sedi. Quando le persone vengono a noi disperate, hanno un problema e ci chiedono cosa fare rispetto ai percorsi, rispetto alle domande, rispetto a sapere dove devi andare per poter avere un aiuto e un sostegno economico, qual è il percorso che devi fare rispetto anche perché sono tutte cose frammentate, perché tu al comune devi chiedere, hai un percorso, alla regione hai un altro percorso, lo sostegno dell'INPS è un altro percorso, quindi sono tutti percorsi separati rispetto alle difficoltà. Ma noi siamo anche sugli altri temi rispetto alla sanità che noi abbiamo affrontato la carenza dei medici di famiglia, che noi viviamo, ne mancano più di 300 nella provincia di Verona. Quando tu non hai un medico di famiglia, se devi fare l'impegnativa per l'aspirina 1000 che in farmacia non te la danno senza ricetta, tu devi andare in giro dalla guardia medica per farti fare la prescrizione. E siamo in una situazione in cui tu il primo medico di famiglia lo scegli quando ti capita, anche lontanissimo, perché devi avere il medico di famiglia. E in regione è un problema nazionale, perché il problema dei medici di famiglia è un problema nazionale, come ci può dire in maniera un po' più approfondita il senatore, però diciamo anche lì la regione Veneto ci ha messo molto del suo, vero? Perché negli anni passati aveva una legislazione che poteva favorire l'aggregazione dei medici di famiglia territoriali. È stata una cosa messa in campo, ma alla fine fatta morire. C'è stata una volontà di non programmazione sui medici di famiglia, c'è stata una volontà delle liste d'attesa, c'è stata una volontà di riempire i pronti soccorsi. Perché? C'è una scelta che non ci è stata mai comunicata in maniera chiara, ma è passata in maniera velata, non tanto velata, però in maniera, come dire, fattiva giorno per giorno, che la Regione Veneto ha scelto di spostare la sanità pubblica alla sanità privata. Quando uno va a vedere i conti su questa roba qua. E allora è su questi temi che noi pensiamo che chi si candida deve intervenire. Diceva prima la Viviana che si è scandalizzata rispetto, perché dopo diventano tutti di opposizione quando fanno la cosa, no? Non c'è mai una responsabilità di qualcuno che ha governato rispetto a questo, ed è appunto così. Noi chiediamo a chi ha governato da 15 anni perché non ha fatto, se ci invitassero a una iniziativa elettorale di centrodestra, noi ci andremo volentieri e chiederemo: ma perché non hai fatto questo, questo, questo e questo? A chi si candida noi chiediamo di intervenire su questo, 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 questo. Dopodiché, come molte volte ha scritto il senatore, diciamo, nessuno ha mai valutato l'efficacia della regionalizzazione della sanità, nel senso cioè, è un tema che è quasi tabù, no? Rispetto al fatto che se questa è la sanità che è gestita anche in Veneto. Noi abbiamo fatto un incontro con dei dirigenti dell'USL, a parte la democrazia di sapere i numeri, che sembrano i segreti di Stato, sembra più, diciamo, i servizi segreti a volte emanano qualcosa, ma le USL prima che ti danno un dato certo bisogna andare a... E abbiamo fatto degli incontri dove esplicitamente ci è stato detto che sono loro emanazione diretta della Regione Veneto, sono dirigenti eletti della Regione Veneto, dove il controllato è lo stesso che fa il controllore rispetto a questo, perché dopo alla fine non si sa mai di chi è la responsabilità. E su questo ultimo punto volevo anche intervenire per quanto riguarda l'USL. Sono i soldi nostri, cioè loro sono dirigenti che stanno dirigendo la sanità pubblica con i soldi che per oltre l'80% sono quelli versati dai dipendenti e dai pensionati. Ed è gravissimo che non ci sia trasparenza
che non ci sia fluidità dei dati, che quando un'organizzazione sindacale che è nella provincia di Verona rappresenta per i pensionati più di 60.000 iscritti e chiede un'informazione all'ULSS rispetto ai dati, l'ULSS te la deve dare, ma non il giorno dopo 1 minuto, perché questa è la democrazia. E il fatto che comunque loro si sentano padroni di uno strumento e facciano ostruzionismo a volte e non ti dicano le cose, noi riteniamo che sia molto grave. Quindi sono problemi anche a monte di come si gestisce la sanità in questo paese. Però è su questi temi che noi vorremmo in pratica confrontarci un domani. L'ultima cosa, le ultime elezioni, il centrodestra ha vinto col 76%, non c'era quasi dibattito nello scenario regionale, perché quando tu vinci col 76 hai anche poca possibilità di avere un confronto con un'opposizione, per cui fai quello che vuoi fino alla fine senza... Noi ci auguriamo, indipendentemente da chi vince e chi perde, che gli equilibri siano un po' più rimessi in campo rispetto al peso che hai dall'opposizione, dal governo, rispetto a una dialettica in campo regionale, perché in quella maniera lì la vedo ancora molto difficile. Grazie. Grazie davvero Adriana. Posso dire un secondo solo riguardo alla battuta che ha sorpreso Viviana prima, che sollevava anche tu. Purtroppo non è una presa in giro, ma è uno slogan coerente con la loro visione, cioè loro lo vogliono effettivamente cambiare, nell'ottica però di passarla più alla privatizzazione e avvicinarsi, come detto, ma io li aiuto volentieri a cambiare alla sanità lombarda. So cosa chiedono, li aiuto volentieri, solo che loro non vogliono cambiare. Sì, ma purtroppo sì, quindi è una presa in giro perché continueranno sempre nel senso purtroppo che questa è la privatizzazione. No, dico due cose anch'io. Non numeri, comunque i numeri dati dalla Viviana e da Adriano sono quelli che abbiamo, e abbiamo lavorato molto su questi numeri, non su quelli che ci ha dato il 26, no, il dirigente del 26. Ci ha dato numeri diversi, e Adriano ha ragione ad arrabbiarsi, tutti noi siamo arrabbiati perché dall'ente pubblico abbiamo avuto dati non veritieri. Però volevo fare un discorso da pessimista, posso farlo, dovremmo essere tutti ottimisti in serate come queste. Mi ricordo l'ultima campagna elettorale per le elezioni regionali, a cui io non ho votato perché ero andato via, altra regione non ho potuto votare, ma è lo stesso. Una delle promesse che aveva fatto Zaia, ma mi ricordo perché Zaia era già governatore uscente e dopo era governatore entrante, prometteva l'eliminazione delle liste d'attesa. Abbiamo visto come è andata a finire, nel senso liste d'attesa infinite. Poi ogni tanto qualche assessore più o meno alla sanità dice sono state eliminate, poi basta andare a vedere, di prenotare una visita come è andata a finire. Io per la mia cataratta avevo 3 anni da aspettare, tanto sono diventato un cieco da un occhio e sono andato a operarmi in Lombardia. E va bene. Allora, credo, ho detto prima un ragionamento un po' da pessimista, credo che sarà molto molto difficile, anche se come dice Adriano cambiano un po' gli equilibri, no? Poi i sondaggi recentissimi purtroppo ci danno, no, quello si sapeva, no? Nel senso che non è che il Veneto molla i leghisti o qualcun altro che governano da anni. Sono pessimista perché non vedo anche a fronte dei soldi che la finanziaria dovrebbe mettere a livello nazionale sulla sanità, che sembrano tanti, perché si parla di miliardi, ma sono pochissimi vista la situazione che c'è rispetto al servizio sanitario, le difficoltà che le persone
soprattutto più fragili, più povere, più deboli, hanno ad accedere alle cure e ai servizi. Perciò vedremo, no? Io auguro a Elisa La Paglia di essere eletta e di scatenarsi in regione poi su questi temi. Però almeno io ho questa sensazione che chi più ha bisogno di questa sanità malata è quelli che non fanno più battaglie personali, cioè la gente si è nascosta. Io vedo questo, mi piacerebbe un'utopia, chiamare chi ha bisogno della sanità in piazza a vedere cosa succede. Io non sento, non so i colleghi, amici, compagni se lo sentono, non sento quel fermento che dovrebbe esserci nella gente per migliorare le cose, per fare una visita, fare un'operazione. Allora, operazioni anche abbastanza urgenti, io ho qualche caso, qualche amico, qualche iscritto, mesi per fare un'operazione, intanto soffri, stai male, c'hai male. Magari privatamente con il portafoglio in mano te la fanno subito. Queste sono le cose che poi non sono in grado di approfondire queste dinamiche, queste cose, però mi pare che sia un periodo molto, speriamo che in queste elezioni, dopo, visto che sono pessimista, qualcuno parla che saremo fortunati se il 50% dei veneti vota, vuol dire che speriamo che questa occasione, no, di voto contribuisca, tutto un termine magari sbagliato, a svegliare la gente. Ecco. Grazie Gianluigi. Cioè, l'importanza della vostra testimonianza oggi e della vostra presenza è anche riportare quello che è il quotidiano di tante persone e di tante famiglie. Provo ad essere più ottimista. Riconoscendo una cosa, volevo fare un esempio positivo, poi ci metto il carico. Però quando l'ASL collabora e dà i suoi dati e coprogetta e quindi ammette anche quali sono i suoi ritardi, si possono fare delle cose davvero positive. Allora ve ne voglio raccontare una che così magari capiamo quale può essere un orizzonte fattivo e di prospettiva dei prossimi 5 anni. Io lo dico in anticipo, per la mia esperienza personale, prima in Amia in opposizione, poi 10 anni con Tosi e con Sboarina in opposizione, ora 3 anni in maggioranza, dico che le buone idee vanno avanti che uno le proponga da opposizione o da maggioranza. Certo, la maggioranza è più facile, però per la mia esperienza diretta anche dall'opposizione si portano avanti dei progetti, dei servizi, perché poi di questo parliamo. Gli enti locali erogano servizi e devono saperlo fare. Allora, rapidamente, abbiamo fatto un progetto sui disturbi dell'apprendimento nato in capo all'ASL e come ente locale abbiamo finanziato, e la parte del Rotary fa un supporto organizzativo preziosissimo. Vuol dire che l'anno scorso abbiamo fatto lo screening sui disturbi dell'apprendimento a oltre 1400 bambini, a tutti i bambini di prima elementare della città di Verona, che erano in una scuola pubblica. Grazie alla formazione dell'ASL, alle insegnanti che si sono messe a disposizione e hanno erogato lo screening, l'analisi l'ha fatta di nuovo le psicologhe dell'ASL, le logopediste delle cooperative a quel punto, perché le logopediste non ne hanno abbastanza in ASL e bisogna partire anche dal dato di fatto, le abbiamo pagate noi come Comune di Verona. Che cosa? Per 2 anni, prima, seconda elementare, l'ASL riprendeva in carico i ragazzi per la certificazione, per quelli che erano necessari in seconda elementare, qual è la data corretta e da legge normativa per farlo, e poi con le varie comorbilità, se c'era bisogno di insegnanti di sostegno, eccetera, era un percorso che prendeva in carico questo tipo di disagio in prima elementare. Altrimenti cosa accade? Si arriva, quando va bene, alla quinta elementare. 2 anni la lista d'attesa per la certificazione, altro 1 anno e mezzo circa per
la logopedia quando va bene, ed è un sistema che medicalizza moltissimo. Cioè la famiglia prende il bambino da scuola di mattina, lo porta in sede dell'ASL, fa l'intervento di logopedia e poi torna a scuola, proprio lo fai uscire dalla classe. E invece noi l'abbiamo fatto a scuola in piccoli gruppi, non è un'esperienza individuale avere questa condizione, ma anzi quasi il 10% ormai c'era anche prima, ma non veniva diagnosticato, e molti lo scoprono, lo scopriamo con la dispersione scolastica, lo scopriamo tardivamente. Quindi, e a questo si aggiunge che se il ragazzo di dislessia, disgrafia, discalculia eccetera diventa il ragazzo che non si impegna agli occhi degli insegnanti quando non è evidenziata la questione. Insomma, è per dire che ci sono alcune cose che stanno diventando troppo ospedalizzate. Ieri sera c'è stato uno spettacolo bellissimo della compagnia teatrale Perdoca che festeggiava i 30 anni di Self-Help sulla malattia mentale. Per esempio, si fa pochissimo sul territorio e si fa solo in ospedale, e litighiamo sui posti ospedalieri senza cambiare radicalmente il sistema. Ma non apro il capitolo della salute mentale perché è gigante, però è per dire che su alcune cose la Regione Veneto, come già è stato detto anche sul tema case di riposo eccetera, ha dimenticato il territorio come leva di inclusione, di diminuzione del problema eccetera. Adesso torno alle cose meno positive. Il contesto politico. Non ci nascondiamo che non siamo mandami, non siamo partiti un anno fa con una campagna a tappeto, siamo partiti quest'estate col candidato sindaco del centro-sinistra, loro molto dopo, vabbè, però non è che sono un esempio da prendere. Quindi noi stiamo, per l'ennesima volta mi viene da dire, ma stiamo investendo moltissimo nella costruzione di quella che sarà finalmente, io dico, un'opposizione numericamente forte, autorevole, perché anche quello condiziona il futuro e i servizi. Dopodiché il loro candidato, per fortuna, non piace neanche a loro, sono molto... La cosa che mi spaventa di questo fronte oggi del centrodestra è che arrivano affamati, perché per 5 anni una componente importante della destra non ha toccato palla nei posti della regione. E noi, come dire, l'aria che tira è un'aria di spartizione, come hanno fatto a decidere il loro candidato a Roma, di poltrone, perché questo è quello che noi abbiamo visto nella nostra provincia quando governano, e invece dobbiamo rimettere al centro le competenze. Abbiamo bisogno di competenze, in particolare nel Veronese. Nel Veronese abbiamo scontato direttori generali, eccetera, non proprio selezionati per il meglio. E a febbraio 2026, magari di questo ci potresti parlare, a febbraio 2026 scadono tutti. Pretendere il meglio per avere servizi di qualità, averli. Poi è un tema di risorse anche averli, ma guardate, permettere che il nostro ospedale principale diventasse cavia da laboratorio di un sistema informatico, caspita, ne abbiamo rimesso salute, soldi, ma soprattutto salute dei pazienti e del personale, fuga del personale, e non vi faccio gli esempi pratici che potete immaginare quando un sistema informatico non funziona. Ma non c'è solo questo, così aggancio ad un tema che è il pubblico e privato, che nella nostra provincia hanno e meritano un'attenzione particolare. Qualche giorno fa è uscito un attacco dal direttore generale della sanità veneta al nostro ospedale, ma non all'ospedale di Borgo Trento in generale, alla maternità, citando il Covid, di cui abbiamo il massimo esperto. Ma in realtà sappiamo che il problema della maternità di Borgo Trento non è nato col Covid, è nato col Citrobacter. Ma quanti anni fa? 5 anni fa, chiusa terapia intensiva neonatale, chiusa la maternità per 3 mesi. Eppure come va l'andamento? Qual era la critica? Colpa del management se non avete ripreso il massimo delle nascite. Ebbene, ogni volta che esce la notizia che ha a che fare col Citrobacter, il numero di nascite ricrolla a favore
dei centri privati che ben si sanno pubblicizzare sul nostro territorio, e voi avete come Bussolengo donato quella che in quel momento era la miglior maternità della provincia, che è stata chiusa, donata a Villafranca, ma in realtà smontata e spostata a favore di una maternità che stava invece nascendo, fiorendo a Peschiera. Non è la stessa cosa Peschiera e Borgo Trento. A Borgo Trento servizio H24, 7 giorni su 7, l'anestesista presente, gli strutturati ci sono. A Peschiera non è la stessa cosa, adesso non voglio entrare nel dettaglio perché però mi interessa mettere il focus sull'andamento di interesse. La Regione dice: abbiamo investito moltissimo, non state rientrando perché non fate abbastanza nascite. E questo come lo dice? Lo dice con una lettera che diventa pubblica, portata da un rappresentante del partito che ha già annunciato che vuole privatizzare, tra l'altro l'ex assessore alla sanità del Veneto, che ha fatto la folle idea di rimettere lì l'ospedale a Borgo Trento e di non spostarlo a San Massimo, dove c'erano i terreni già pronti per un nuovo insediamento, quindi creando i problemi che abbiamo a Borgo Trento. Quindi Tosi rende pubblica questa lettera di Anichiarico, ma già la lettera faceva strano. Quindi noi ogni volta che Borgo Trento sta risalendo come parti, adesso c'è il nuovo primario, c'è il nuovo direttore, scusate, dell'unità complessa, è un oncologo di fama internazionale, hanno finalmente hanno anche loro, l'avevamo annunciato solo un mese fa, il progetto Borò basso rischio ostetrico. Non vado nei dettagli, però ogni volta che la nostra maternità migliora arriva un'informazione negativa, e stavolta, non arrivando dall'ambito giudiziario, non arrivando da altre polemiche, arriva direttamente dalla Regione, dai vertici regionali. Lascio a voi, anzi lascerò a Crisanti tutta l'analisi di contesto, però era per farvi l'ultimo esempio di cronaca dove a colpire il sistema pubblico è direttamente la nostra Regione. Dove andrà Anichiarico dopo questo mandato non lo sappiamo, ma ci potrebbero venire delle idee. Un'ultima questione che voglio fare, perché anche questa è centrale, c'è stato ieri lo sciopero dei medici di base. Con i medici di base, che si chiamano medici di libera scelta, ma se non ci sono non è una libera scelta. E cosa sono stati in particolare? 2 elementi dove appunto aveva autonomia la Regione: le borse di formazione, quindi la programmazione di quanti nuovi medici di base ci sarebbero stati, e le aggregazioni. Oggi ciò che rende attrattiva quella professione è il poterla fare in gruppo. Lo studio singolo non ha più nessuno che lo voglia tenere su. Aggregazione vuol dire avere un infermiere, avere un'attività di segreteria, avere orari prolungati, che è quello che come cittadini e cittadine vorremmo da un medico di base. Invece il depauperamento voluto, cercato, nessuna medicina nuova integrata, nessuna medicina di gruppo, a fatica si può unirsi a medicine di gruppo già esistenti solo se qualcun altro va in pensione. Quanti si sono licenziati? Tanti, ve lo dico già, perché non riuscivano ad aggregarsi, e dopo il Covid, dopo la onda anche burocratica che da lì è derivata, molti senza questa microstruttura di sostegno non ce la fanno, anche perché anche la popolazione più anziana grava sull'attività della medicina di base. Allora, quando 3 anni fa Damiano Tommasi diventa sindaco, gli dico, proprio perché di questo mi stavo già occupando, creiamo la delega salute e servizi di prossimità, cercando di condizionare la ASL su queste case della salute che avrebbero dovuto in parte mitigare l'assenza sul territorio del primo livello, che è un primo livello di ingresso alla sanità. Cosa vuol dire non avere un medico di base o non averne uno di cui hai fiducia, che ti sei scelto, eccetera? Vuol dire che per chi è informato, e mediamente qui siamo gente che esce la sera per informarsi, quindi non facciamo media noi, è non avere l'informazione. Se io non ho un medico ma ho l'informazione, mi posso procurare una buona assistenza.
ho un reddito, sì, che me lo permette, ho le informazioni, bene, me la posso cavare. Chi non se la può cavare? Chi non ha un reddito per pagarsi tutto da solo e soprattutto chi non ha le informazioni, che è una categoria significativa di persone, non solo straniere. Ebbene, insomma, la faccio breve. Come Comune di Verona abbiamo messo a disposizione una struttura, sarà inaugurata nelle prossime, spero settimane, ma temo mesi, perché i tempi anche nostri amministrativi sono significativi, che ha sopra i medici di base una struttura che vi consente di stare insieme in uno spazio adeguato, e sotto ha l'Università Croce Verde l'AIED, che è un consultorio convenzionato per fare quello che è nella ratio delle case della salute della norma, ma che la Regione non sta applicando. Lo facciamo a costo zero per l'ASL per dimostrargli che il territorio ha risorse se vogliamo applicare quella norma, ma non lo stanno facendo, non la stanno applicando, tanto è vero che le case della salute, anche quelle hub, dovrebbero essere di 40-50.000 abitanti, questa zona, Bussolengo, sarà la casa della salute hub di 84.000 abitanti, compresa tutta la Valpolicella, completamente sballando la razza. Però era per dire che se noi riconosciamo e sappiamo il nostro sistema come funziona, lo possiamo difendere, possiamo essere anche creativi ed inventarci la casa della salute a costo zero. È ovvio che se, e come è successo, e per questo volevo farvi l'esempio positivo del Predisa, c'è una collaborazione dei servizi che ammettono i propri limiti, ammettono le proprie difficoltà, e allora siamo un territorio ricco che può trovare soluzioni. Quando invece troppo spesso accade, si nascondono per vantaggio politico, perché se c'è una cosa su cui Zaia ha investito tantissimo nella propria comunicazione. E quindi vengo da un incontro oggi pomeriggio con delle persone che venivano da Roma e dall'Emilia Romagna, e quello che è passato con la conferenza stampa di Zaia a Marghera tutti i giorni è che il Veneto riusciva a gestire il Covid meglio di altri. E quindi ecco, su questo concludo, per passare la parola al senatore Crisanti, che invece è stato il baluardo di chi raccontava la realtà delle cose al di là della propaganda, e di questo ci siamo scontrati contro un titano della propaganda. E di questo però, insomma, è poi il polso della situazione, quando i cittadini colpiti da una patologia o da un problema si devono pagare anche ormai non solo più la prima visita, non solo la cataratta se la vogliono fare in un tempo umano, anche le operazioni chirurgiche ortopediche, oltre alla casa di riposo. E questa cosa, oggi stiamo parlando della salute, voi la potete applicare sui servizi all'infanzia, sulle scuole, sul trasporto scolastico. Questo è stato il metodo. Le famiglie hanno pagato il welfare del Veneto, stiamo pagando il welfare del Veneto. Basta che se la faccio troppo lunga. Grazie, e do la parola a Innanzitutto vi ringrazio per avermi invitato a questo bellissimo video, veramente mi complimento per gli amministratori, per il restauro. Mi emoziono quando vedo tanto amore e tanta dedizione alle cose belle. Ne abbiamo qualcuno in sala di amministratori. E poi veramente sono anche molto contento di essere qui e in qualche modo a perorare la tua candidatura. Insomma, nostra. Scusa, non sapevo che c'era. Quindi insomma, ecco, voi avete toccato diversi punti. Io partirei dall'ultimo, dal rapporto tra il pubblico e il privato, passando poi per le risorse e poi magari toccando anche l'ultimo punto, che a mio avviso è anche molto importante, che è il modello gestionale della sanità. Ecco. Allora, per quanto riguarda il rapporto tra pubblico e privato, vorrei innanzitutto fare una fotografia. In questo momento il privato in Veneto vale circa il 16% del budget della sanità convenzionata. 15 anni fa era il 4%, quindi praticamente abbiamo avuto un'espansione incredibile in termini di case di cura, ospedali, laboratori. E qui c'è da chiedersi il perché i privati vanno lì per il ragionevole desiderio di fare profitto, lo giustamente. Allora, vediamo come fanno questo profitto, perché è molto interessante capirlo, perché poi ci aiuta anche a identificare quali sono i problemi della sanità italiana, che non sono soltanto
di quattrini, ma a mio avviso sono una combinazione tra il peso del privato che aumenta di giorno a giorno, modello gestionale e risorse. Ecco, non è sono una combinazione di questi fattori. Allora, i privati sono di due tipi, c'è il privato puro e il privato convenzionato. Io parto un attimo dal privato puro perché ci sono alcune cose che lo accumulano al privato convenzionato ma che lo differenziano. Bene, il privato puro agisce per profitto, offre determinati servizi, una persona va lì, riceve il servizio e paga, o paga lui o paga l'assicurazione. Sembrerebbe tutto semplice, che lo Stato non c'entra niente in questa dinamica, e invece c'entra moltissimo, perché facciamo l'esempio di un punto nascita privato. Il punto nascita privato offre alla nostra cittadina magari una bella stanza con la moquette, perché un bagno in camera, un servizio di stile alberghiero, ma che succede se la mamma o il bambino hanno un problema? Voi pensate che quel punto nascita c'ha la neonatologia, c'ha la rianimazione neonatale, c'ha l'emotrasfusionale o c'ha le terapie intensive? La maggior parte di questi non ce l'ha. Quindi che cosa succede? Lo prendono e lo trasferiscono magari a Borgo Trento. Ecco, pensate questa cosa, i privati in Italia hanno 450 posti di rianimazione, di cui 270 stanno in Lombardia. Il pubblico ce n'ha 7.500. I privati hanno 40.000 letti, il che significa che si contano sulle dita di una mano i privati che hanno le rianimazioni, per non contare il trasfusionale, per non contare i reparti di malattie infettive che non ce l'ha quasi nessuno. Ora, se voi mettete insieme quanto costa allo Stato questi posti di terapia intensiva, sono 7.500 posti a 260.000 euro all'anno, fanno la bellezza di 2,5 miliardi. Quanto ci costa l'emotrasfusionale come struttura in Italia? Un altro 1,5 miliardi, cioè praticamente a noi ci costano 4 miliardi per permettergli di operare. Praticamente noi paghiamo tutti i rischi gestionali di queste persone. Quindi la prima cosa da fare per i privati puri è chiedere che contribuiscano ai costi dell'infrastruttura che gli permette di operare. Ma pensate un attimo, ma voi permettereste a Italo di correre sulle ferrovie dello Stato e di utilizzare le stazioni senza pagare la manutenzione e senza contribuire al costo della rete? Allora pensiamo qual è la rete del nostro servizio nazionale. La rete del nostro servizio nazionale è fatta da infrastrutture che permettono a tutti quanti di operare in sicurezza, e che sono le terapie intensive, le unità coronariche, che sono gli emotrasfusionali, sono le malattie infettive. Questa infrastruttura costa una fortuna e i privati puri non la pagano o non contribuiscono, perché è inaccettabile che chi opera un privato e ha un punto nascita non paghi per operare senza rischi la quota parte, perché la dobbiamo pagare noi. I privati convenzionati non fanno eccezione, anche loro, la maggior parte, non contribuiscono al Servizio Sanitario Nazionale con posti di rianimazione, emotrasfusionale, malattie infettive, per non parlare di traumatologie e tutta un'altra serie di servizi. Quindi anche loro devono contribuire per questa cosa. Ma poi noi per i privati convenzionati gli abbiamo creato veramente un autentico paradiso, perché i privati convenzionati ci scelgono gli interventi. La maggior parte degli interventi di protesistica vengono fatti dai privati convenzionati, sta circa l'85%. Le sostituzioni valvolari, stessa cosa. L'interventistica radiologica, gli stent, la maggior parte di questi interventi vengono fatti in convenzione. Ma perché? Perché sono quelli che hanno la maggiore redditività. Provate a farmi fare un intervento di ernia o di appendicite da un privato, non ve lo faranno mai. Ma non solo, all'interno di questi interventi loro si scelgono quelli meno complessi, perché il privato convenzionato di una clinica che deve fare una protesi sicuramente non si prende il paziente diabetico, obeso con disfunzione polmonare, te lo prende e te lo passa, perché chiaramente costa molto di più. E poi, per ultimo, sicuramente qui ci saranno professionisti, imprenditori, artigiani, ecco, ognuno di voi il 1° gennaio ha un problema, quello di ripetere perlomeno il fatturato dell'anno precedente. Noi ai privati convenzionati questo problema gliel'abbiamo risolto, perché ogni anno gli riconfermiamo il budget almeno dell'anno prima.
senza bando di gara. Cioè, io penso che questa è una cosa che soltanto in Italia abbiamo creato una situazione del genere. Io ho lavorato in Germania, ho lavorato in Inghilterra, ho lavorato in Svizzera, una cosa del genere non l'ho mai vista. Cioè, praticamente noi abbiamo creato una situazione in cui il pubblico di fatto indirettamente finanzia con risorse gigantesche la capacità dei privati di prestare servizi. Questa è una cosa che deve essere corretta. I privati convenzionati in genere hanno una redditività del 15%, un supermercato ce l'ha dall'1 1,5%, un trafficante di droga va intorno al 40%. Ecco, insomma, tanto per dare una scala di valori. Questi sono margini di redditività che sono giustificati soltanto dal fatto che lo Stato li sovvenziona direttamente e indirettamente. Quindi questa cosa veramente è una priorità che deve finire. E poi c'è da chiedersi, ma come è stato possibile tutto questo? Tutto questo è stato possibile perché noi abbiamo un sistema di gestione della sanità, permettetemi di dirvelo, malato. Perché noi abbiamo il presidente di regione che nomina i direttori generali e a catena direttore sanitario, il direttore amministrativo là dove esiste il direttore sociosanitario. Per l'esperienza che io ho dell'azienda Università di Padova non c'è direttore di unità complessa che non venga nominato sotto input della regione, che deve tra le altre cose approvare la nomina stessa. La stessa cosa vale per i dirigenti sanitari, vi posso assicurare in alcuni casi anche per gli operatori sanitari e gli infermieri. L'85% del budget della regione è sanità e viene usata come leva di potere in modo spregiudicato. Allora, è chiaro che se noi abbiamo una linea di responsabilità che fa capo direttamente al presidente della regione, al direttore sanitario, e praticamente vengono uno nominato appresso all'altro, è chiaro che, come è stato detto, viene a mancare una dinamica tra controllore e controllato. E si è parlato di trasparenza. La trasparenza è la prima vittima quando non c'è la dinamica tra controllore e controllato. Allora, parliamoci chiaro, la politica, a mio avviso, ha prima di tutto il dovere, il diritto di controllare e di indirizzare, ma deve stare lontano dalla gestione, perché se la gestione e il controllo e l'indirizzo stanno in capo alla stessa persona non potrà mai funzionare. Non c'è cosa al mondo che funziona senza una dinamica tra controllore e controllato. Questa è un'urgenza. Io ho presentato una legge apposita per interrompere questo cordone ombelicale tra il potere di gestione e il potere di controllo. Questa è una cosa che dobbiamo metterci all'ordine del giorno. Questa cosa va cambiata. Altrimenti noi possiamo metterci tutti i soldi che vogliamo, sicuramente noi fra 10 anni stiamo ancora a parlare di questa cosa, anche perché poi la stessa persona che ha questo problema di controllore e controllato, di fatto dà anche gli accreditamenti ai privati. Cioè, qui c'è un conflitto di interessi verticale e orizzontale. Io penso che peggio di così, dal punto di vista gestionale, non ci si può stare. È chiaro che bisogna completamente sganciare gli accreditamenti, li deve dare una struttura diversa dal Presidente di Regione, perché il Presidente di Regione dovrebbe essere il tutore della sanità pubblica, non può avere interessi convergenti. È per questo che state in questa, e stiamo tutti quanti in questa situazione. Io quindi questo penso che sia una delle priorità, cambiare il modello gestionale della sanità. Penso che quando sento un direttore generale che mi viene a dire che l'azionista suo è il presidente di regione, io inorridisco onestamente. Io penso che dovrebbero essere i cittadini. Qui si tratta di restituire ai cittadini la gestione della sanità. Queste nomine devono essere fatte in maniera totalmente indipendente, con rappresentanti dei pazienti, con rappresentanti dei comuni, con rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Solo così si ricostruisce un circolo virtuoso di gestione. Poi, per quanto riguarda il rapporto tra pubblico e privato, guarda, che faccio riferimento a questo prima di passare al budget, guardate, io ho delle idee molto radicali. Io penso che noi dobbiamo riappropriarci della sanità che era nel 1978. Progressivamente dobbiamo nazionalizzare i privati convenzionati, passo dopo passo. Più soldi mettiamo nella sanità, più una frazione del budget va direttamente a loro. Il 30% del budget della sanità, che sono 60 miliardi, va a loro. Altri 50 miliardi
li mettiamo noi in tasca propria, sono 110 miliardi. L'Italia è seconda dopo l'America per presenza del privato nella sanità. Io penso che è inutile che stiamo a parlare, mettiamoci più soldi, meno soldi, perché questa cosa non li sopera. Quanti di voi si ricordano qual era la dinamica tra l'opposizione e la maggioranza sul budget dell'altro anno? Nessuno. Fra un anno vi dimenticherete pure qual è la dinamica di quest'anno. Non è questa la narrativa da dare. La narrativa da dare è: bisogna cambiare il modello di gestione, bisogna ritornare alle origini. Cioè bisogna che ci sia una divisione netta tra pubblico e privato, punto. E il privato puro deve contribuire per quota parte alla infrastruttura che gli forniamo per poter operare. Poi, e qui voglio fare una digressione sul budget, cioè quanti soldi servono per far funzionare un servizio sanitario nazionale. Allora, voi sicuramente avete sentito moltissime volte questo rapporto tra spesa sanitaria e PIL, va bene? Ora faccio riferimento solo al 2022 perché lì ci sono dati certi per tutta Europa, perché purtroppo non tutte le nazioni sono allineate nel fornire i dati. Allora, in Italia nel 2022 il rapporto PIL spesa sanitaria era di circa il 6,9%. In Francia era, noi leggiamo i dati, del 12%. Allora voi dite, capperi, ma quindi il servizio sanitario francese funziona molto meglio di quello italiano. Ecco, ma poi come facciamo a dire se è meglio o peggio? Beh, guardate, allora qui dobbiamo entrare in un altro argomento, cioè come misuriamo il servizio sanitario nazionale. Cioè che metrica usiamo? Qui se ci avessi un centimetro vi dimostrerei chiaramente che questo lato è più lungo di quest'altro. Guardi, si usa fondamentalmente due metriche, una è l'accessibilità e una è l'equità. Sono tutte e due misurabili, perché l'accessibilità è il tempo che passa da quando una cittadina o un cittadino hanno bisogno del servizio sanitario, e questo accade. Il tempo che passa dal momento in cui incontrano il servizio sanitario e hanno la diagnosi, il tempo che passa dalla diagnosi alla terapia, e poi gli esiti della terapia, qualità di vita e aspettativa di vita. Quindi c'è tutta una serie di eventi che noi generiamo nel momento in cui entriamo in contatto col servizio sanitario. E qui ho sentito parlare di dati, e con questi sono i dati che bisogna chiedere alle unità sanitarie locali: i tempi alla diagnosi, i tempi alla terapia, gli effetti della terapia, perché questa è la metrica da monitorare. Poi le liste d'attesa e gli affollamenti del pronto soccorso sono sintomi del problema di accessibilità, ma non sono misurabili come tutti gli eventi che noi creiamo ogni volta che entriamo nel servizio sanitario nazionale. E sono sintomi di accessibilità perché chiaramente dimostrano che il paziente non riesce a entrare in contatto col servizio sanitario, non riesce a fare la diagnosi, non riesce ad avere la terapia. E l'affollamento del pronto soccorso il sabato e la domenica sono l'altra faccia della medaglia, perché di nuovo un cittadino, una cittadina non entra in contatto con il medico e va a pronto soccorso. 70% di codici bianchi e verdi che là non dovrebbero andare. Va bene? Allora, come lo misuriamo? È chiaro che volendo misurare due servizi sanitari, come quello francese e quello italiano, su larga scala dobbiamo usare l'ultimo evento, cioè l'aspettativa di vita. Ecco, l'aspettativa di vita in Francia è 83 anni in media, in Italia è 83,7. Ora, ma se noi facciamo un rapporto costo-efficacia, qual è il sistema che funziona meglio? Sulla base di questi dati non c'è stato dubbi, dovrebbe essere quello italiano, perché col 6% del PIL c'ha l'83,7% di aspettativa di vita, quindi c'è qualcosa che non funziona in questi dati. E infatti c'è qualcosa che non funziona, perché l'12% del rapporto PIL spesa sanitaria francese va spacchettato, perché là ci stanno pure i privati lì dentro. Se togliamo i privati scopriamo che invece è l'8,5%. Dopodiché scopriamo un'altra cosa, che la Francia nella spesa sanitaria mette anche il 50% del socio sanitario, e quindi ci dobbiamo levare un altro 1,5%. Quindi la Francia nel 2022 spendeva il 7% del prodotto lordo nazionale per la sanità, una cifra molto simile a quella italiana.
altrimenti non si spiega questa cosa. Per questo io dico bisogna stare attenti a quando si parla di rapporto PIL prodotto lordo nazionale. Questo non vuol dire che il nostro sistema sanitario mostri segni di cedimento e ci siano bisogno di risorse, ma non è che bisogna allora capire come funziona un sistema sanitario e capire dove vanno le risorse, perché la prima cosa è che il sistema sanitario è fatto da persone e sicuramente il nostro sistema sanitario ha un problema di valorizzazione del personale, sia medico, infermieristico e degli operatori sanitari. Gli stipendi in termini reali sono fermi da 20 anni, parliamoci chiaro, rispetto a colleghi della Francia e della Germania che sono saliti del 30%. Noi abbiamo degli infermieri oggi che sono laureati, che hanno il master di primo e secondo livello, entrano con uno stipendio da 1.400 euro, dopo 30 anni escono a 1.700 euro senza aver fatto un passo di carriera. Cioè questa è una cosa pazzesca, per non parlare dei medici. Non abbiamo medici di pronto soccorso d'emergenza, ma poi immaginatevi un dirigente medico che ha 40 anni, 44 anni, guadagna 3.000 euro, turni massacranti, abusato da pazienti e da una struttura che gli impedisce di lavorare, con l'85% denunciati. Ma voglio dire, ma chi lo fa? È evidente, cioè non ci bisogna sorprenderci che non ci stanno medici di medicina d'urgenza, non abbiamo medici di chirurgia generale, non abbiamo medici che fanno chimica clinica, patologi, anestesisti. Ma perché? Perché queste tutte sono professioni che non permettono ulteriori guadagni sul privato. È chiaro che questa cosa è una priorità, va riaggiustata immediatamente. Bisogna valorizzare il personale perché la sanità è fatta principalmente di persone. Dopodiché la seconda priorità, la priorità principale, come ho detto, è la riorganizzazione della gestione, perché se non si scardina, se non si taglia questo cordone ombelicale tra indirizzo, controllo e gestione, non funzionerà mai niente, lo dico sinceramente. Qualsiasi azienda ha bisogno dei sindaci che controllano il bilancio, qualsiasi azienda ha all'interno una dinamica di controllo. E poi chiaramente c'è l'aggiornamento tecnologico, perché se il Servizio Sanitario Nazionale oggi è in grado di portare la vita media a 83,7 anni, quando nel 78 era circa di 72 anni, questo lo dobbiamo esclusivamente alla capacità del nostro Servizio Sanitario Nazionale di adottare l'innovazione tecnologica. E è un'innovazione tecnologica che è stata tumultuosa negli ultimi anni. Pensate che nel 1978, quando è stato creato il sistema sanitario, erano gli ecografi, l'analisi ecografica veramente era agli albori, non c'era la PAC, non c'era la risonanza, non c'era la radiografia interventistica, non si facevano gli stent, non si facevano le sostituzioni valvolari se ne faceva qualcuno. Cioè, vedete, non c'erano i farmaci antitumorali, non c'erano i farmaci generici, quindi è cambiato tutto. È cambiato tutto comunque anche con dei costi giganteschi. E quindi questo c'è anche bisogno di una ristrutturazione e questo avanzamento tecnologico crea un altro fenomeno, una parcellizzazione verticale, cioè c'è una frammentazione delle conoscenze e delle specialità. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che via via che c'è questa frammentazione di conoscenze e di verticalità, l'ospedale piccolo ha un'importanza grande per quanto riguarda il collegamento col territorio, ma l'ospedale medio diventa inutile, perché non riuscirà mai a orizzontalizzare questo livello di conoscenze. Quindi abbiamo una trasformazione gigantesca in atto che bisogna governare e in qualche modo indirizzare. Quindi a volte io sento, quando vado a parlare anche con altri amici in altri posti, ma ci hanno chiuso questo ospedale, magari io non voglio dire che in alcuni casi è sbagliato. Questo è uno di quei comuni interessati. Hanno chiuso un ospedale. Un ospedale medio non riesce a dare quelle risposte tecnologiche di un ospedale grande, purtroppo è impossibile. È impossibile. E poi tenete presente una cosa, meno una persona sta in ospedale e meglio è, perché una delle emergenze che abbiamo in questo momento sono le malattie da batteri farmacoresistenti. Quindi andare un anziano debilitato, diabetico, iperteso in ospedale più di una settimana, la probabilità che si infetta è elevatissima. Quindi, tra le altre cose, non dobbiamo ospitalizzare le persone. E questa, di nuovo, è una tendenza in atto in tutto il mondo. Che cosa significa? Che la parcellizzazione delle competenze, la problematica delle infezioni ospedaliere
di fatto crea una tensione verso gli ospedali medi. È inevitabile, è chiaro che o bisogna reinventarla la funzione, ma non possono essere anche le lunghe degenze, purtroppo le lunghe degenze bisogna ripensarle per la stessa ragione. I nostri anziani devono rimanere il più possibile a casa, il più possibile in comunità, e questo era il significato anche della nostra legge che è stata, tra altre cose, iniziata col governo Draghi e poi approvata durante i primi mesi della legislatura del governo Meloni. I nostri anziani dobbiamo tenere in comunità, perché attraverso la comunità noi riusciamo a battere la solitudine, riusciamo a eliminare a mitigare l'autosufficienza e allo stesso tempo affrontare tutta una serie di vulnerabilità. Ecco, io spero di aver dato un po', sicuramente non delle soluzioni, ma spero di aver dato degli spunti di riflessione. Grazie. Magari invece vorrei, allora, io ringrazio davvero Crisanti oggi di essere stato così sincero e trasparente come abbiamo imparato a conoscerlo, anche su ogni tanto ci dobbiamo dire anche delle questioni scomode, come appunto questo tema degli ospedali medi, che potevano diventare strutture di un certo tipo e dovrebbero diventare ospedali di comunità, ma che ad oggi sono fermi, senza certezza del personale che dovrebbe poi animarne i servizi. Questo è il tema. Abbiamo incontrato, e me la metto in positivo, 5 anni fa molti meno attori della società hanno chiesto di incontrare il centro-sinistra. Era talmente scontata la vittoria larga di Zaia che non eravamo neanche interlocutori di molti mondi. Oggi in tanti ci vogliono incontrare, vogliono interloquire con i candidati e vogliono porre alcune questioni. Tra questi c'è stato l'ordine degli infermieri. Perché parliamo spesso della carenza di medici di base, ma degli infermieri è disastrosa, sempre frutto di una cattiva programmazione, di questo tema economico molto serio e sentito. Perché sono arrivata lì? Però per il tema di riempire quelle che saranno le case della comunità e gli ospedali di comunità. Però volevo darvi anche una nota personale. Negli ultimi mesi, prima è venuto a Verona e ho avuto il piacere di intervistarlo, Speranza, l'ex ministro Speranza. Qualche settimana fa è stata con me e con Giampaolo Trevisi l'ex ministra Lorenzin. Oggi c'è qui Crisanti. Ora, come dire, il peso comincia a diventare anche significativo, però lo sguardo è ad un partito democratico capace di produrre non solo una visione sul sistema sanitario, di metterlo in norma scritta, quindi non ci sono misteri su quali sono le esigenze che abbiamo individuato per il sistema sanitario, ma anche quali sono le soluzioni messe nero su bianco su proposte di legge. Quando siamo al governo sono diventate norme, ora che siamo all'opposizione con la Lorenzin, con Crisanti eccetera, sono proposte di legge. Il mondo sta cambiando, però provo a trovarvi le cose positive. Gli ultimi 2 convegni che sono passati da Verona, che fanno anche vedere qual è la nostra ricchezza, cosa vuol dire avere un'università a Verona di medicina. Oggi abbiamo fatto la conferenza stampa sul prossimo congresso nazionale di pneumologia, che quindi attiene ai nostri stili di vita, ma alla qualità dell'aria e a tantissime altre questioni. 2 settimane fa c'era il congresso nazionale di fisica medica a proposito della tecnologia. La nostra università riesce e la nostra città riescono a portare qui sul territorio veramente delle eccellenze. Vuol dire anche una crescita professionale del sistema che trova qui a casa propria anche delle occasioni di studio, di confronto estremamente rilevanti. A tutti loro abbiamo chiesto in questi 3 anni di lasciare qualcosa sul territorio, che la loro presenza qui, oltre a essere formativa e di conoscenza, fosse anche di impatto sulla vita delle persone o degli studenti, perché interagivano con loro, studenti e studentesse, oppure
come sarà sulla piantumazione che metteremo a regime. Però mi piaceva anche sottolinearvi questo tema delle competenze che abbiamo sul nostro territorio e che però veramente con grandissima difficoltà dialoga con poi l'ASL e i servizi territoriali su tantissime tematiche. Purtroppo ancora oggi sono stati costruiti dei muri tra queste due aziende, tra l'altro parliamo di aziende, che fa un po' strano in ambito sanitario, che appunto ancora non dialogano. Quindi io sono ottimista, nel senso che so che il nostro territorio può esprimere netti miglioramenti partendo da queste tematiche organizzative, dalla qualità dei propri dirigenti, uno, che dobbiamo pretendere, e anche dalla soluzione di tantissime, non so qui a declinarveli tutti, forse uno su tutti, far dialogare le ostetriche e i consultori con il punto nascita, uno, e due, con lo sportello 1000 giorni dell'azienda ospedaliera, e quando li abbiamo fatti dialogare si è sgretolato un muro di almeno 10 anni. Allora, questo moltiplicatelo per quasi tutti i servizi che conoscete, due strutture che devono essere integrate sul territorio e tuttora non lo sono, così come non lo sono i 4 distretti che stanno andando purtroppo in ordine sparso anche sugli ATS. Siamo in corso, c'è questo processo in corso di separazione della sanità dal sociale, e sta accadendo, perché appunto anche qui i sindacati sono coinvolti in una protesta significativa con quello che sta accadendo nella zona est del Veronese, di San Bonifacio eccetera, dove, non so se lo volete dire voi, sì, ok. E quindi sono tante le questioni, però io voglio restituire a voi la ricchezza di un territorio che avrebbe le risorse per rispondere alle nostre esigenze di salute. Non lo ha fatto fino ad oggi con la collaborazione della regione. Questo è il paradosso, quasi una regione che ha mosso contro il nostro sistema pubblico, anzi quando è stato lunedì era proprio esplicito che dalla regione arrivava l'attacco. Però ecco, penso che la nostra capacità di mettere in campo le risposte ci possa essere, però, e lo dico prima che si sciolga la seduta e prima di dare magari la parola delle conclusioni a tutti gli ospiti che sono qui oggi, abbiamo i 15 giorni più importanti di tutta la campagna elettorale. Stamattina eravamo al mercato, io con Giampaolo Trevisi ero qui al mercato di Bussolengo, le persone scoprono ora che ci sarà un'elezione fra 15 giorni, qualcuno ci chiede se è quella del comune, se è quella di un referendum, stanno capendo che si andrà al voto. Ora sta a tutti noi, perché non è la voce di 9 candidati o di 100 candidati che sono con Manildo che fanno la differenza. La differenza è se le nostre voci che avete sentito qui stasera diventano anche le vostre voci, col vicino di casa, con la collega, il collega, con il parente. Proviamoci, no, abbiamo il dovere di provarci, ne va della nostra condizione di salute e dei nostri servizi, ma anche della persona con cui stiamo parlando, quindi facciamo questo gesto sapendo che gli stiamo facendo un favore. Non so se lo capirà subito, però lo stiamo facendo con questa serenità di dire salviamo il nostro sistema sanitario e diamoci una sanità migliore. Quindi alle conclusioni in ordine sparso. Sì, quindi c'è del materiale, non so dove l'hanno messo, che vi chiedo lì fuori, che vi chiedo di portare via per cercare di fare questa azione, perché comunque, lo dico, neanche i candidati sono tutti uguali. Questa concretezza, che io penso vi abbiamo trasferito oggi, non è uguale su tutti, non è uguale su tutti il coraggio di prendere posizione sulla sanità pubblica e privata, e ve lo dice una che su questo ha fatto delle battaglie significative, e non nel rispetto della pluralità che c'è nella politica. Sul rapporto col privato abbiamo posizioni diverse e questo va letto nei candidati, non solo del Partito Democratico ma di tutti. Noi finanziamo il 40% le scuole, faccio l'esempio sulle scuole paritarie, lo finanziamo come Comune di Verona, ma il controllo c'è.
Il controllo sul fatto che siano davvero paritarie, cioè che includano e che i disabili non restino alla porta, c'è. Lo dimostra oggi la mia dirigente che incontra il presidente di una cooperativa da cui abbiamo riscontro che non hanno accolto un bambino con una disabilità grave rimbalzandolo sul pubblico, lo stesso effetto. Quello è un motivo per toglierla la parità. Il rapporto tra controllore e controllato deve esserci, con la serenità di lavorare per un sistema che ha bisogno in alcuni ambiti del convenzionato o del privato, ma in un rapporto sano che veda la salute. Basta, lo sto facendo troppo lunga, quindi è per dire che grazie se riuscirete a prendere del materiale e ad aiutarci ad arrivarci in regione, che mi pare già complicata. Guarda, io voglio dire solo una cosa a proposito sul modello di gestione, che se si riesce in qualche modo a decidere questo meccanismo che vede questa coincidenza tra gestione, controllo e indirizzo, sicuramente noi avremo probabilmente dei manager competenti, però io da questi manager veramente mi aspetterei un'altra qualità, che siano indipendenti, che siano in grado di dire una parola magica al Presidente della Regione: no, questo non lo faccio. Mi piacerebbe. Hanno rimosso, non so se lo vuoi dire un esempio pratico, il salvacondotto dei dirigenti della sanità che aveva creato la Lorenzini con questo albo. Sì, perché così si scelgono chi gli pare, certo. E il centrodestra l'ha già tolto. Ecco, io da un dirigente, sì, lo vorrei competente, però lo vorrei principalmente indipendente, proprio perché l'indipendenza del manager è quello che tutela i cittadini, è quello che tutela il Servizio Sanitario Nazionale. Proprio questa indipendenza che genera la dinamica tra controllore e controllato. Poi, altre due cose voglio dire a proposito degli ospedali medi. Ecco, noi dobbiamo fare uno sforzo per trasformare gli ospedali medi in ospedali di eccellenza monopatologia. Voglio dire una cosa su un esempio non virtuoso, che è quello del Veneto, e che abbiamo 2 centri oncologici. Questo è sbagliato, perché non hanno abbastanza esperienza, non hanno abbastanza competenze verticali. Il Veneto non ha bisogno di 2 centri oncologici, ne ha bisogno di uno solo, magari il migliore d'Italia. Il Veneto non ha bisogno di 7 neurochirurgie, perché non hanno abbastanza pazienti per arrivare a quelle competenze tecniche che richiede l'esecuzione di interventi così complicati. Ce ne abbiamo bisogno di meno. E la stessa cosa, noi abbiamo bisogno... Però adesso non abbiamo il capitolo di cosa si tiene Verona e cosa si tiene Padova, perché non siamo pronti ad aprire questo spazio. Però è interessante quello che hai detto. Però, è chiaro. Difendiamo il territorio. Giustamente. Però è chiaro che magari va in qualche modo ripensato il modello degli ospedali medi e riconvertirli in ospedali di eccellenza. Questo. Poi l'ultima cosa, e qui faccio riferimento a un Veneto, Matteotti disse una cosa molto importante che qui voglio ricordare, che lo strumento più potente che hanno i cittadini è la matita. Usatelo. Io 2 telegrammi su quello che è stato detto finora. C'è una lista d'attesa che viene sottovalutata e non evidenziata a sufficienza, che è la lista d'attesa per il ricovero in casa di riposo. Perché quando una famiglia non ce la fa più, in termini immediati, vedo che il problema lo vive la famiglia perché è stato scaricato sulla famiglia questo problema dell'accudimento delle persone non autosufficienti. Poi c'è un'autosufficienza che non riesce più a gestire in casa, e soprattutto per la demenza, per la degenerazione cognitiva. A Verona abbiamo un dato ufficiale di 1420 famiglie, che è un dato ufficiale che per noi sicuramente oggi si è aggravato, d'accordo? E su quella questione noi dobbiamo agire in maniera immediata. Chi vincerà le elezioni se lo mette all'ordine del giorno, aumentare i posti letto e aumentare il numero di impegnative. Il numero di impegnative vuol dire aiutare
queste famiglie ad affrontare un impegno economico a dir poco gravoso. Cioè, se tu non hai figli e non hai qualcuno che ti aiuta, con la pensione media a Verona, che per un uomo è 1.400 euro e per una donna è 800 euro, come fai ad affrontare un problema di questo tipo? Questa è un'emergenza sociale che nessuno vuole guardare in faccia. L'altro telegramma è di questa natura, quando si è parlato di allungamento dell'aspettativa di vita. È un tema squisito per il sindacato per quando si va in pensione. Oggi parlano dei 3 mesi in più, quindi non sono 67 anni, ma saranno 67 anni, 3 mesi più la finestra. E sapendo che la proiezione dei giovani oggi per andare in pensione tra partita IVA a tempo determinato, anche per persone che comunque hanno un'elevata scolarizzazione, quindi uno dei problemi che il nostro paese non ha valorizzato i suoi giovani universitari, e quindi c'è la proiezione dei 70 anni per andare in pensione, no? E dopo c'è l'aspettativa di vita in salute rispetto a questo. Ieri è stato drammatico, l'altro giorno, questo operaio edile che è morto sotto le macerie a Roma, che aveva 66 anni. E questo è anche questo un problema di come si invecchia, quando si invecchia e quando si può andare in pensione. Per questo noi, come organizzazioni sindacali, diciamo che anche i 3 mesi in più rispetto a una condizione del genere sono 3 mesi che non vanno bene. E per i pensionati, rispetto si parlava in maniera molto precisa del termine di quanto sei accolto, no? Una misura accessibilità, la misura di accessibilità. La misura di accessibilità oggi è che se hai soldi ti curi, ma se non hai soldi aspetti, vero? O comunque ci sono i milioni di italiani che hanno deciso di non curarsi perché non hanno le possibilità economiche per comunque accedere alla sanità. E questo è il dato drammatico che viviamo ogni giorno. Per cui, come dire, la pensione, la difesa della nostra pensione sotto il punto di vista del potere d'acquisto deve essere fatta fino in fondo. Deve essere fatta fino in fondo la questione di dire quando si va in pensione, come si va in pensione e che in condizioni si va in pensione rispetto all'aspettativa di vita, che dopo è un'aspettativa di vita anche in salute, perché dai 70 diventa sempre più corto. E cosa ho chiuso? Ho chiuso e ci sono delle priorità. Quindi se vincete le elezioni, la riforma delle case di riposo, i posti letto, le impegnative e altro sono per noi una priorità assoluta. Ok, a cui aggiungere un tema che non abbiamo toccato e che non tocchiamo perché sennò rimaniamo più a netto, il tema del co-housing, con, a proposito della solitudine e quel depauperamento del risparmio, l'Ander, quindi azienda della Regione Veneto, ha 8.000 case sfitte, vuote, con un minimo di spesa da ristrutturare che potrebbe mettere a disposizione. Viviana, se permetti, volevo dare la parola a Mattia sul telegrafico sulla questione, forse che è una delle questioni che ti stava più a cuore. Sì, allora, noi abbiamo una lista che è bella del Partito Democratico, non esteticamente, è forte, e devo dire che la segreteria Franco Pofante ha lavorato molto proprio per cercare anche di avere una rappresentanza maggiore. Oltre a chiederlo alla sottoscritta, lo abbiamo chiesto anche a Mattia e che nell'incoscienza del momento ha detto sì. No, mi collego al discorso fatto prima, che si parlava di pensioni per i giovani, che nella mia testa sono un po' un'utopia e credo anche in quella di tutti quelli della mia età. Volevo collegarmi, parlando di giovani, al problema della salute mentale, che credo che chiunque abbia un figlio o un nipote conosca almeno una persona che ha avuto di questi problemi in questo periodo storico, soprattutto dopo il Covid. E i dati attualmente sono allarmanti. Ora Elisa potrebbe confermarlo ancora più di me perché è molto più esperta su questo argomento di me, però abbiamo una generazione futura che non è più in grado di relazionarsi con l'altro, spesso se lo fa in modo violento,
e è sempre più isolata, non ci sono centri di aggregazione per i giovani, si sono completamente persi o si stanno andando a perdere, quindi avendo qui il senatore e avendo qui tutti i sindacati, penso che la salute mentale soprattutto di noi giovani, ma di tutti, sia un argomento che vada protetto e tutelato ad ogni costo se vogliamo vivere in una società vivibile ed equa per tutti. Liliana, hai la responsabilità di non aprire altri capitoli. No. Io sono molto realista, dico che questa volta non passeremo. Però mi auguro che voi possiate avere una nutrita minoranza e allora vi chiedo di potenziare e migliorare i servizi domiciliari. Come diceva il senatore prima, se le persone rimangono a casa sono più contente, costano meno e si ammalano di meno, però il servizio domiciliare è essenziale. Una cura delle persone al proprio domicilio forse leverebbe tanti problemi anche economici del ricovero in casa di riposo. E un'altra cosa, in questi 15 giorni, ma anche passati i 15 giorni, continuate a dare informazioni e a fare formazioni, perché solo se le persone sono a conoscenza dei dati, delle maniere, cioè di come si opera nelle case di riposo, negli ospedali, le scelte che vengono fatte, cioè che quello che ci siamo detti questa sera rendetelo pubblico il più possibile, perché solo con le informazioni noi possiamo capire cosa succede dall'altra parte e non sempre è facile. Prima di salutarvi, visto che mi hanno toccato questa cosa, io vi do un'informazione che penso non sia ancora passata. Il distretto 4 aveva un servizio da almeno 20 anni, forse più, di psicologi che sostenevano proprio la disabilità, non solo come psicologi, ma proprio nei passaggi, in particolare da un servizio all'altro, per fare le domande per i diritti che hanno, eccetera. Questo importantissimo servizio per le famiglie, 500 le famiglie seguite, non c'è più dal 15 settembre, per ragioni anche amministrative, oltre che di scelte politiche, però io penso che tra i tanti impegni che ci siamo presi stasera, sempre qua sulle spalle, c'è anche questo, quello di vigilare affinché questo servizio, perché oggi Stefani promette gli psicologi di base, deve intanto ripristinare gli psicologi che sono stati tagliati dal 15 di settembre. E infatti ogni tanto Stefani sembra prendere dal programma di Manildo gli spunti, ma quindi a copiare sono bravi, speriamo anche poi vabbè, evito le battute, però ecco, è per dire che anche su questa questione di un servizio essenziale, perché passare da un servizio all'altro, soprattutto quando si hanno più condizioni di fragilità, e spesso questa è la condizione di diversi disabili, insomma era un servizio prezioso di cui potevamo essere orgogliosi sul territorio ed è stato tagliato anche questo, quindi veramente presidiare quello di cui abbiamo bisogno e ricostruire completamente alcuni servizi, alcune logiche, la demedicalizzazione di quel che si può demedicalizzare e farlo con la trasparenza della collaborazione col territorio come abbiamo detto. Grazie per quello che potrete fare.